non vedevamo l'ora di aprire, sinceramente. Zona gialla vuole anche dire un ritorno al lavoro per bar e ristoranti. Ritorno alla normalità è la colazione o lo spuntino al bar per i padovani del centro, della periferia o di provincia. Non manca l'emozione di avere rialzato la serranda, riacceso i fuochi in cucina o la macchina del caffè, soprattutto per chi ha scelto di non riaprire per l'asporto. Però adesso siamo qua, siamo pronti. Siamo stati chiusi circa 6 mesi, quindi dal primo lockdown, e poi dal 7 di novembre, adesso domani riapriamo, quindi è stato un anno abbastanza difficile, quindi speriamo che riusciamo a iniziare a lavorare, che la gente riprenda a vivere, che riprendano le sue abitudini, il fatto di venire a mangiare, a uscire. 15 dipendenti dalla Vecchiato al centro San Gaetano, ben 29 al caffè Pedrocchi. Lo storico bar non ha mai aperto per l'asporto. Si vive con preoccupazione un'eventuale ricaduta in zona arancione a causa magari di comportamenti non intelligenti. Il settore ormai è un anno che siamo in questa situazione, io la vivo tutti i giorni con i miei ragazzi ed è veramente dura, perché è un anno che non abbiamo la piena occupazione, non abbiamo tutte le ore, quindi cerchiamo di rispettare le regole il più possibile, noi faremo la nostra parte qui al caffè come abbiamo sempre fatto e sì, la preoccupazione è tanta ma penso che dovremmo aver capito tutti che è molto importante per poter lavorare con continuità. C'è comunque grande entusiasmo tra gestori e dipendenti per questa riapertura. Quasi tutti i lavoratori della ristorazione sono tornati al lavoro a tempo parziale. Difficile invece fare previsioni sul fatturato.